Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! A Cosenza case occupate abusivamente, pensate in Calabria si tocca la soglia del 50%, la situazione migliore si registra a Catanzaro e Lamezia. Gianluca Pasqua. Una sì e una no. In alcuni quartieri della Calabria il 50% delle case popolari è occupato abusivamente. A rivelarlo l'Ater, che con la costituzione dell'Agenzia regionale ha inaugurato una massiccia azione di contrasto all'illegalità. Il commissario Ambrogio Mascherpa di recente ha parlato di un comparto, quello dell'edilizia residenziale pubblica, che è stato oggetto per anni di saccheggio e malcostume diffuso. I protocolli di legalità firmati con prefetture e comuni hanno permesso di avviare un piano di interventi che a Catanzaro e Lamezia Terme ha portato a risultati straordinari. I risultati che sono emersi da queste attività di verifica sono stati resi noti e manifestano e testimoniano che c'era effettivamente una condizione insopportabile da questo punto di vista e che andava affrontata. Possiamo dire che oltre il 50% degli alloggi erano detenuti o senza titolo o comunque occupati abusivamente. Questo significa che l'azione di contrasto e di prevenzione ha avuto un ottimo esito e che sarà possibile da qui in avanti, attraverso la formulazione di graduatorie, assegnare le case popolari cosiddette agli aventi diritto, cioè a quelli che aspettano pazientemente da anni, da molti anni, e che hanno la piena legittimità ad entrare in possesso di un alloggio pubblico. Adesso l'Aterp attende che anche dagli altri capoluoghi sia raccolto l'input. Intanto è in corso la manutenzione straordinaria a zero consumo di suolo sull'intero patrimonio edilizio, che tende a eliminare i rischi per la salute pubblica, a incominciare da quelli legati alla presenza di amianto. Abbiamo immediatamente, come Aterp Calabria, scritto ai sindaci delle città capoluogo di provincia per sollecitare i sindaci delle altre 4 città capoluogo dove insistono insediamenti di edilizia residenziale pubblica che hanno purtroppo fama di essere terreno sul quale si sono manifestati in maniera virulenta e odiosa questo fenomeno. Abbiamo scritto a gennaio ai sindaci di Cosenza, Crotone, Reggio e Vibo Valentia per sollecitarli ad assumere anche loro per la loro parte un'azione che potesse mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali interessati, noi compresi, perché si firmino anche in quelle città dei protocolli. Mi risulterebbe che anche i prefetti di queste città sono stati sollecitati. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!